Va ora in onda Filo Diretto. Buongiorno Luigi, a te la linea. Grazie, buongiorno Natalia e grazie a Radio Libertà. Noi siamo l'associazione di volontariato Ufficio Rapporti Sociali e siamo al servizio dei cittadini. Ci troviamo a None, in via Volvera 3, al martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 14 alle 16. Chiamate 328 07 15 232 come telefono, oppure inviate delle email a uffrapportisociali@libero.it. Noi qui come Filo Diretto dovremmo trattare come base il nuovo codice della strada, però come ufficio noi siamo al servizio appunto dei cittadini e trattiamo, come ho detto, patronato, servizi sociali, legali, condominiali, eccetera. E con noi fanno parte alcune associazioni per quanto riguarda gli automobilisti, per esempio l'Automobile Club Canavese, Registro Italiano Veicoli Storici, Muturvei, Delta One, Automoto Club Romagna, Zaccamoto, Registro Italiano Veicoli Storici. Dei club di disabili, persone senza, insomma, non proprio perfette fisicamente, ma molto molto preparate col pensiero. Quindi abbiamo i Senza Limiti per quanto riguarda l'associazione di disabili di nostro Gianni Ferigo, e poi abbiamo anche con noi l'associazione nazionale genitori dei soggetti autistici. Quindi chiunque vuole avere delle risposte o avere delle informazioni può chiamare, come ho detto, il 328 07 15 232. Oggi abbiamo qualche minuto dopo perché dobbiamo lasciare lo spazio come giusto che sia, perché questa è una radio giustamente a disposizione di tutti. Quindi iniziamo, come sapete, anzi non ve l'ho ancora detto, oggi abbiamo come ospiti con noi prima il nostro Achille che ci deve raccontare le ultime novità, perché la settimana scorsa era impegnato e ci spiegherà cosa è capitato. Poi abbiamo appunto Gianni Ferigo per quanto riguarda i Senza Limiti, i disabili, con i campionati italiani, mondiali, eccetera, e soprattutto, qui entriamo nel merito della trasmissione, Claudio Lipodio, presidente dell'Automobile Club Padania, e oltretutto che gestisce lui la trasmissione, anche se io la inizio, perché la gestisce perché lui è tecnico, pratico e conoscente, e quindi la persona che Claudio Lipodio ascolta, sente e poi quando mi vede in crisi interviene da una mano, e con lui i suoi soliti collaboratori di un certo livello come l'ingegner Diego Cudia per quanto riguarda l'Europa, l'Italia e l'internazionale, e poi a livello tecnico e politico abbiamo con noi l'architetto Arturo Calligaro, che sia come tecnico, come architetto, voi tutti lo sapete, oppure come politico, perché è responsabile ancora attualmente a Moncalieri, una città molto grossa nel Piemonte, a Torino, e quindi abbiamo questi personaggi oggi con noi. Io vi chiedo scusa se ho rubato qualche minuto in più, però attenzione, chiamate o chiamate pure la Natalia se volete allo 02 9294 7222, oppure inviate dei messaggi chiedendo a loro 340 67 09 659. Quindi per iniziare questa trasmissione, prima di dare il saluto al mio amico Achille, chiedo intanto a Claudio come va, se mi ascolta bene e se siamo in grado di iniziare. Diamo la parola subito ad Achille. Claudio, come va? Come stai adesso? Io sto bene, dai, sono ancora in lavatrice, sono in recupero fisico, ma sto bene, dai, la parte brutta è superata. Quindi possiamo già far iniziare il discorso. Ricordati che poi c'hai i tuoi due lì che la settimana scorsa erano un po' più tranquilli, adesso sono un po' più agitati, Va bene così, mi piacciono le persone agitate.
Ma agitate perché ci sono problemi. Comunque allora, Achille, visto che sei in linea, ciao, benvenuto e un bacione, Achille. Ciao Luigi. Innanzitutto auguri a Claudio che si dimetta prontamente perché è una persona molto importante per la radio. Io questa settimana voglio descrivere il sentimento che ho provato partecipando a 2 funerali nella chiesa San Pietro e Paolo. Diciamo 2 funerali di persone che hanno riempito la chiesa perché erano persone che hanno lasciato un'impronta nel quartiere. Diciamo, la prima era una signora che aveva un bar ed era frequentato da tantissime persone del quartiere. Il secondo invece è un mio amico arbitro di basket che con me ha diretto tante partite. Diciamo, anche lui era un ciclista, un arbitro, un ciclista e un podista, e ha riempito la chiesa di tutti i suoi amici. Si vedeva spesso partire con la bicicletta e andare a macinare i chilometri giornalmente. E diciamo che il fatto che ha riempito la chiesa è perché per il suo cuore d'oro che aveva. Dice, a me ha fatto tanto piacere essere vicino come persona perché insomma è un amico di lunga data e soprattutto abitiamo molto vicino, e allora ci incontravamo e dicevo arbitro, e gli facevo il segno delle corna e lui mi diceva ricordati che eri con me quando ce le dicevano, quando ti dichiaravano che eravamo con lui. Niente, diciamo che è bello quando delle persone lasciano il ricordo in tante persone che l'hanno conosciuta. Questo è l'aspetto più bello della vita, cioè il vivere per donare qualcosa agli altri. Molto probabilmente chi non dona non sa il piacere che si prova quando si fa questo atto. Diciamo, a me piace realmente. Io sono uno che ho sempre donato nella vita e non ho mai chiesto prima diciamo una lira o un euro per il rimborso per le cose fatte. Vi auguro la buona giornata e buona continuazione di ascolto. Buona giornata. Grazie Achille, ci sentiamo sabato prossimo con le altre novità che ci sono anche appunto nella nostra parrocchia. Allora ringraziamo Achille e vediamo se, già gli ho già fatto perdere magari qualche minuto, Gianni, sei in linea o dobbiamo aspettare qualche minuto per il collegamento? Mi devi dare un attimo per chiamare. Allora ok, Claudio, come vedi, Sì. un grande arbitro, perché lui era arbitro anche di Serie A, di basket, il nostro amico Achille. Lo so, la sua storia Oddio, adesso non è che ho tanti ricordi perché ci ho tutto un po' mischiato in questi giorni dalla botta che ho preso, ma mi ricordo che tanti di noi hanno fatto tante cose belle per gli altri, hanno fatto tante cose e non devono mai rimpiangere quello che hanno fatto, devono esserne fieri e le persone giuste si ricordano sempre. Quindi questa è una cosa molto, molto importante e molto bella, Luigi. Ma io L'ho passata sulla mia pelle proprio domande, recentemente, Claudio. quindi... Le faccio apposta a te proprio per smuoverti un attimo, perché vedi che le cose le sai, te le ricordi, le hai vissute e sai benissimo anche con chi hai a che fare. Io lo faccio, certo. scusa se mi permetto la mia età, ma lo faccio apposta perché io ho 88 anni, che devo fare? Mi sparo? Che dici, Claudio? C'è 88 anni, c'è una bella esperienza, una bella memoria da raccontare, quindi tante cose belle da dire, da farci sapere, da farci vivere. Io di un mese fa mi ricordo solo la grande faccetta che ho tirato per terra, però il resto mi arriverà pian piano, mi hanno detto. Spero, No. perché per adesso non mi ricordo nulla di quella giornata lì.
con tutti i tuoi collaboratori di oggi e tutta gente che ha collaborato con te già ormai da 15-20 anni, quindi stai tranquillo, siamo la stessa cosa di prima che ti capitasse l'incidente. Io credo che Natalia deve essere riuscita a collegarsi già con Gianni, perché lì stanno facendo delle gare, Claudio, molto importanti, oggi e domani. Pronto? Sì, pronto, ciao Luigi. Oh, eccolo qua. Ciao fratellone. Gianni, ti rompo le palle perché so che tu hai 2 o 3 cose importanti da dire, ti ho fatto forse perdere troppo tempo, però te ne lascio ancora qualche minuto in più. Grazie e benvenuto. Vai Gianni. Grazie a voi, a tutti, buongiorno. In pratica dobbiamo ringraziare tantissimo questa radio, perché questa radio è quella che ci dà l'opportunità di fare tante cose belle con i ragazzi e farli conoscere. In pratica questa mattina, adesso io sono appena uscito dalla piscina a fare l'allenamento, però già i nostri ragazzi sono già su 2 campi, sono partiti stamattina alle 7 con Pulmino, che sono andati a Monza a giocare a calcetto per i regionali, regionali FISDIR. Sono partiti con l'altra squadra sempre stamattina a Orbassano con un campionato regionale che in pratica sempre di calcetto, in pratica così stamattina, come dicevo, siamo andati già su 2 fronti. Domani pomeriggio siamo addirittura alla festa. Tutti sanno che domani l'8 c'è la festa della donna e partecipiamo anche alla marcia di Torino, che in pratica per le donne, che tutto il ricavato viene donato al centro tumori. Quindi siamo molto molto contenti di dare una mano anche a queste persone. Un'altra cosa, domenica siamo addirittura su 4 fronti, quindi domenica 15 siamo a Novara a fare i regionali di nuoto, poi siamo alla Pellerina, parco della Pellerina di Torino, corso Appio Claudio, il Nord Tennis, a fare in pratica una gara di tennis Special Olympics, e poi siamo sempre appunto a Orbassano a fare una delle finali di calcetto, quindi se vinciamo la prossima settimana o primi o secondi a livello regionale, quindi di calcio anche quello. Quindi siamo appunto, come dicevo, su prossima settimana molto molto impegnati. Quindi io vorrei che la gente che ascolta o cosa, ma anche venisse a vedere una manifestazione. Non voglio dire, però perdere un'ora del suo tempo delle persone a venire a vedere, saremo contenti tutti noi e anche i ragazzi, perché vedendo gente nuova o gente diversa sarebbero anche loro contenti in pratica di avere persone che li seguono. Poi un'altra cosa, io continuo tutte le settimane che Luigi mi dice sempre devi ricordarlo, io sono uno dei responsabili dell'Associazione Senza Limiti e in pratica ho scritto, da quando è mancato mio figlio, un anno, 13 mesi fa è mancato, e ho scritto un libro che chi vuole prenderlo su Amazon lo può scaricare e tutte quanti, chi l'ha preso, chi l'ha comprato su Amazon, in pratica io ne ho già stampati tantissimi, quindi tanta gente lo acquista da me direttamente, o se no su Amazon lo potete scaricare. In pratica tutto quanto il ricavato viene donato all'associazione, quindi in pratica queste cose noi ci teniamo moltissimo, perché questo libro, oltre che raccontare tutto quello che Maurizio mi ha fatto o fatto insieme, in pratica serve anche a capire cosa dobbiamo fare o cosa devono fare le famiglie con dei ragazzi con problemi. Luigi, io ti ringrazio tantissimo
di pratica di questa opportunità che ci dai da poter parlarne. Quindi se hai qualche domanda o qualcosa da fare, dimmi tu che io Sì, ti una rispondo. cosa semplicissima, cioè il fatto che è la radio, questa Radio Libertà, come dico sempre, lo ripeto e lo ripeterò fino alla fine, è aperta a tutti. Non è che perché tu sei dei disabili, no, o l'altro perché è delle miss, allora sì, o l'altro perché è intelligente o laureato e l'altro invece solo un diplomato. Cioè, qui tutti possono esprimersi, tutti. Ecco, prima nessuno è vero, lo dici tu stesso Gianni, però la nostra associazione Senza Limiti, in questo caso quella che stai trattando, è una delle prime in Italia. Cioè, cerchiamo di far capire che dobbiamo essere noi i primi a essere orgogliosi, non per niente ci siamo, no? Dico questo, lo ma sto io dicendo cerco di fare del mio meglio, sai, sono 40 anni che sono con i ragazzi con problemi, quindi ne capisco e ne so qualcosa, diciamo, abbastanza, diciamo, per spiegare o per dire determinate cose che tanta gente non riesce neanche a capire o neanche a saperlo, ecco. Ma il problema non è che la gente non riesce a capire, è che tu sei il papà di una vittima di quel genere, quindi la persona giusta al posto giusto, che tratta cose giuste e parla e dice cose giuste. Ecco perché dico grazie alla radio che consente di parlare, perché se qualcuno criticasse o avesse da ridire o magari gli dà fastidio il comportamento eccetera, due sono le cose, o non ci seguono in radio, allora non capiscono qual è la serietà, o vogliono offendere. Credo che fino adesso l'associazione è sempre stata rispettata, dico bene. Ma anzi, adesso in questo momento ti dirò di più. Vengono a cercarci gente che non avremmo mai immaginato che ci vengano a cercare come associazione, perché abbiamo addirittura diciamo, le persone, diciamo, io dico, gente del comune di Torino o gli assistenti sociali che ci cercano, quindi vuol dire che abbiamo seminato bene, ecco. Certo, e continueremo a seminare. Comunque Gianni, io ti ho già rubato troppo tempo, ti ringrazio. Allora mi raccomando, prepariamoci per la prossima settimana, che la prossima settimana sono gare molto molto di un certo livello, da quello che ho capito, nella mia piccola ignoranza. Due a livello regionale, in pratica, una addirittura a livello nazionale. Quindi allora poi la spiegherai bene poi sabato, ok? Sabato prossimo. Ti ringrazio Luigi, grazie a questa radio che dà l'opportunità di parlare anche della nostra associazione. Grazie. Preparati anche poi a presentare poi la dichiarazione dei redditi, perché tra poco si andrà, e quindi per dare 5 comunque ne parleremo anche di quello, sempre grazie a questa radio. Ciao Gianni, ci sentiamo sabato prossimo. Ciao. Allora Claudio, che ne dici di queste nostre associazioni di disabili Senza Limiti eccetera, a livello anche sportivo? Guarda che hanno anche loro le macchine, le assicurazioni eccetera, quindi sono anche loro parte della famiglia, Claudio, non pensare altro, anzi dovresti essere disponibile a vedere, a dare loro gli indirizzi, le opportunità per le assicurazioni, per i bolli, per i rinnovi, per le riversioni, insomma per tutto ciò che riguarda le auto. Che ne dici Claudio? Ma certo, io stavo lavorando, ci sto tornando a lavorare nei prossimi giorni, tornerò a parlare con le persone, perché tutti la prima cosa che mi dicono è tu ti devi riposare. Sì, io mi devo anche riposare e non sto lavorando in questo periodo, non posso lavorare, devo rigenerarmi, ma qualche oretta prima della stanchezza la uso anche per informarmi, comunicare, parlare con le persone. E una cosa importante da fare è sicuramente ritornare a quella sana vecchia convenzione che ACP aveva con alcune compagnie assicurative, con alcuni broker importanti, che gli permetteva di dare ai soci e ai consociati, quindi ai soci di associazioni vicine a noi,
la possibilità di avere polizze agevolate, tariffe agevolate, servizi diversi. Questo lo sto facendo personalmente già ancora, lo riprendo in mano, purtroppo c'ho questo mese di buco, colpa mia, colpa della mia caduta, e la settimana prossima riprende anche quella chiusura, perché l'obiettivo è proprio quello di darvi un buon servizio e farvi risparmiare, quello che facevamo sempre. C'è una cosa che non mi piace per niente, e ve lo dico subito, ma in Italia, come anche in altre nazioni europee, è passata la regola del quelli lì sono quelli più storici, quelli lì sono quelli dello Stato, quelli lì sono quelli a cui si possono fare gli sconti, le agevolazioni. E in Italia molte assicurazioni sono passate ad ACI storico e ad ASI e non danno nessun servizio agli altri, ti dicono iscriviti all'ASI. Quindi puoi avere la polizza a 100 euro al posto che a 300, sì, spendine 400 per iscriverti là, butta via i soldi in quell'associazione in cui non credi e io poi ti faccio la polizza scontata. Questo è quello che alcune associazioni ci hanno detto nel mese scorso, è vomitevole, ma sappiamo che esistono anche i buoni, le persone che vogliono che vogliono dare una mano ai veri collezionisti, e quindi lottiamo per loro e non molliamo assolutamente. A breve avrete notizie. Tu Claudio hai dato le notizie e ti sei incastrato da solo. Adesso tra poco daremo lo spazio per un momento di pubblicità, però ricordati che sei già in collegamento sia con l'ingegner Cudia che con l'architetto Galligaro, che ti stanno ascoltando, hanno sentito di cosa hai parlato. Poi mi raccomando, la seconda parte, ragazzi, Claudio sveglia, è tutta per voi, quindi diamo allo studio per la pubblicità, però la seconda parte, mezz'ora, è tutta vostra, non piantate casino, dite le cose e sentirei come ti risponderanno i tuoi due amici. A voi studio, grazie. A disposizione. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Cari amici di Radio Libertà, cari ascoltatori, buongiorno. Io sono Gaia Acerbis e devo dirvi la verità, devo dirvi che io quest'oggi sono un po' emozionata perché è il mio primo e vero collegamento. Il mio papà Alberto, che molti di voi sono sicura già conosceranno, mi ha detto: Gaia, mi raccomando, fai una bella offerta ai nostri amici di Radio Libertà. Quindi scusatemi in anticipo se non sarò brava come lui, però ci provo e vi parlo del nostro olio Acerbis. Olio Acerbis è un olio extravergine di oliva 100% italiano da olive italiane, certificate all'origine, estratto a freddo. E pensate che proprio in questi giorni stiamo imbottigliando come ogni mattina sulle sponde del lago di Garda l'olio nuovo. E la mia offerta per voi questa mattina è proprio questa: olio nuovo al prezzo vecchio. 6 bottiglie da 1 litro, 84 euro con trasporto gratuito in tutta Italia. Ricordo che olio Acerbis, oltre a far bene alla salute, è un olio che non copre i piatti ma li accompagna e vi fa riscoprire i sapori semplici di una volta. Per ordinare potete chiamare il numero 030 68 40 408 oppure andare sul nostro sito www.olioacerbis.com. Mi raccomando amici, approfittatene finché c'è disponibilità e ricordatevi sempre che l'olio buono è un nutraceutico a metà tra un condimento e un medicinale. Io vi ringrazio, ordinate e dite: ho ascoltato Gaia su Radio Libertà, così mi fate fare anche una bella figura a casa e questo non guasta mai. Io vi abbraccio, una buona giornata, viva l'Italia, viva le cose buone. Di nuovo a te la linea, Luigi. Allora riprendiamo la seconda parte, grazie alla nostra radio, alla nostra Natalia. Quindi Claudio, allora adesso il tuo primo che hai in collegamento è Cudia, l'ingegnere che senz'altro ti saluta, vero? Ciao Cudia. Buongiorno Luigi, buongiorno a tutti, buongiorno e bentrovati. Eccomi. Quindi Claudio, a voi, avanti. Luigi, l'ingegner Cudia è il secondo, perché primo sei tu che hai cominciato a parlare, hai detto che non parlavi più per mezz'ora, invece hai parlato solo te. Lo so. No, grande abbraccio a te Luigi, sei grandioso. Buongiorno ingegnere, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Ho sentito prima parlare mi pare che si faceva accenno
assicurazioni storiche, mi pare, o se, perché ho sentito gli ultimi 2 minuti, ecco, prima della gentile pubblicità, ecco, insomma, dove pare chi mi conosce lo sa che mi occupo di motorismo storico e soprattutto nella parte culturale, eventi e anche nei musei. Per cui non so se sto centrando, se rimango in argomento, fermatemi nel caso, ecco, che anche nei musei bisognerebbe avere l'assicurazione per le auto dove si parla di, e qui con Arturo Calligaro sarebbe carino poi divertirci e definire il cosiddetto rischio statico delle auto che stanno ferme. Ecco, capisco che in un museo il rischio statico per un'auto, diciamo, esposta, che sia la 500 appartenuta all'ingegnere Agnelli oppure la Ferrari appartenuta al grande Nuvolari o altri così, il rischio è quello di qualche imbecille che vada a rovinare, a tagliare o addirittura, come è capitato a me, di vedere di gente che asportava dei pezzi delle auto esposte. E quindi per questo lo Stato italiano sta cercando di mettere un'assicurazione anche per il rischio statico. Non so se passa o no. Credo che sia questo l'argomento. Mi fermo perché non vorrei andare fuori i binari. Prego. Ma no, non va assolutamente fuori i binari. È bella la sua speranza di tutela, e questa è una cosa che le fa molto onore, e come fa molto onore a tutti coloro che pensano che questo sia fatto per darci qualcosa che ci garantisca un po' di più. Io faccio un po' invece il Pierino della situazione, faccio San Tommaso, faccio il critico di questo, ma perché dal 1997 tiro testate a questi sistemi in modo anche pesante. E questo è semplicemente un modo per obbligare per legge chiunque ha un veicolo storico, anche se non lo usa, di pagare allo Stato un obolo, a un amico dello Stato un obolo, una tassa, un'assicurazione. Perché? Perché lui ha un bene e quindi deve pagare. Queste cose sono vomitevoli, sono assurde, non danno tutela. Se vuoi qualcosa di diverso, non te lo danno più. Io vi assicuro che sto facendo una fatica boia a trovare un'assicurazione sana, come la trovavamo come ACP, come registro padano veicoli storici ai tempi, che era l'assicurazione che doveva dare il servizio e l'assicurazione al socio al minor prezzo o con un servizio che giustificasse il prezzo pari. Ti dico, costo 100 come l'altra, però io ti do il carattrezzi, quello là no. Oppure io ti do questo e questo, quello là non te lo dà. Quindi alla fine nello svantaggio di pagare la stessa cifra c'erano più servizi, quindi si aveva un godimento maggiore per gli utenti. Il nostro obiettivo oggi è quello di trovare ancora delle compagnie assicurative sane, e uso sane con la S alta 1 metro, maiuscola alta 1 metro, che diano ai soci la tutela che chiedono, non che gli vendano un prodotto, che gli diano quello che chiedono. Perché molto spesso tu devi comprare un prodotto a scatola chiusa, un prodotto che hanno confezionato per te e non costa più 60 euro, 100 euro, ma ne costa 300. Per cosa? Per la macchina che tu non usi, solo perché ce l'hai. E questa è una roba quasi folle che in Italia ha preso piede anni fa, ha preso piede anni fa con la sinistra governo, e adesso non sta mollando assolutamente, perché i funzionari che prima erano i servi del governo ora sono i funzionari che sono contro questo governo ma lavorano comunque nella loro direzione e non danno quello che una volta. Faccio l'esempio della mia associazione, della nostra associazione, una volta avevamo a prezzi favorevoli, noi regalavamo i servizi a chi si iscriveva alla CP, ve lo ricordate? Chi si iscriveva e pagava una quota simbolica di 50 euro aveva carattrezzi, assistenza, una serie di servizi che costava, se andavate a comprarla ci volevano 100 euro solo per i servizi. Noi lo regalavamo ai soci perché avevamo questa possibilità di farlo. E le assicurazioni hanno per noi hanno la stessa
la stessa finalità. L'assicurazione è personale, deve essere pagata da chi la sottoscrive, deve essere gestita da chi la sottoscrive, quindi cercheremo come ACP di riaprire questa convenzione. La vogliamo assolutamente. Abbiamo l'Europa a disposizione, cerchiamo in Italia la compagnia giusta e contiamo di averla. Non ci interessa il nome e il cognome, ci interessano i servizi e le agevolazioni che vengono dati al prezzo giusto. Questo era, ingegnere, il nostro scopo, fare del bene per i nostri soci, per i possessori e per gli amatori di veicoli storici. Non era una brutta cosa, no? No, assolutamente, anzi è degna di rimarchevole proprio nota, insomma. Quindi ritengo che, come sempre è stato detto, anche per quanto riguarda le auto, che ormai sono attenzione che tra l'altro gli importatori di auto cinesi e anche asiatiche, che sono quelli che stanno facendo tanti numeri e che sono entrati, come anche Arturo Cagliaro sa e anche Luigi, tutti noi sappiamo, stanno nel senso che chiedono poi a noi costruttori o comunque anche chi è dentro le progettazioni, stanno guardando appunto a questi settori, perché purtroppo che mi dicono, io sto seguendo anche tutti i discorsi adesso per la guerra dell'Iran, Iraq, eccetera così, e che purtroppo alla fine sotto sotto si parla sempre di numeri e di business, per cui è vero ci sono i grandi bei discorsi, Stato di diritto, diritti violati eccetera, ma poi alla fine dobbiamo mangiare tutti quanti e come diceva il buon anche il Papa, la fame non aspetta, ecco. Gli industriali aspettano, i politici aspettano fare così, gli assicuratori che sono delle compagnie molto potenti aspettano magari la guerra per alzare i prezzi, tanto per dire una così. Ma chi deve mangiare ogni giorno, chi deve così, no, non può aspettare la fame, magari uno potesse dire no, non mangiamo perché non abbiamo di che comprare. Quando avremo fame, quando ci verrà la fame non aspetta. Quindi e chi, come anche Luigi ricorda sempre, e ogni giorno, quindi chi fa il mercato, ecco, che poi alla fine detta le leggi, ma comunque ha a che fare con gente che vuole solo fare numeri, anche le compagnie di assicurazione, soprattutto anche per quelle storiche. Vedo anche molte compagnie che si stanno portando verso il motorismo storico, e ricordiamo che nel motorismo storico non c'è solo quello valutato dai club, ma ci sono anche le corse e quindi si sta spostando l'attenzione dal motorismo storico / sportivo. Luigi lo sa benissimo perché è partner del Delta Club, la Lancia Delta Club, che è rinomato non in Italia, non in Europa, ma in tutto il mondo, perché io parlo con colleghi a Shanghai e mi dicono tutti Delta Club, e per dire insomma un brand che ormai ci porta molto in alto. E quindi voglio dire, ovvio, per fare comunque contratti. E quindi giustamente bisogna dire agli ascoltatori, affidatevi a compagnie, club, associazioni come può essere ACP e anche altri. Fare attenzione, non sto facendo pubblicità all'ACP, solo fare molta attenzione, ecco, ascoltare e vedere, anche perché poi alla fine dobbiamo fare tutti i conti col portafoglio, quindi Arturo Caligaro, queste cose. E quindi insomma che sia 50, 100, un carro attrezzi, 2 carri attrezzi, lo sconto sui pezzi di ricambio per le auto storiche eccetera o meno, e poi alla fine comunque è quello, ecco. Per cui giustamente, ecco, ben detto, l'Europa bisogna ormai pensare a livello europeo. Ci sono compagnie estere che stanno aspettando il modo per dei professionisti come noi così che dicono ma noi abbiamo questa situazione, ecco, per cui insomma ricordiamo, poi chiudo, perché che anche la grande ASI e il grande soprattutto l'ASI, che tutti sanno, Automoto Club storico italiano, comunque si è dovuta collegare con
la FIVA, che è la Federazione Internazionale dei Veicoli Ancieni, cioè veicoli storici, che è un'organizzazione internazionale. Ecco, ho dovuto anche lei pagare un'associazione alla FIVA. E chiudo, prego. La FIVA, l'ASI è quello che ha impedito all'ACP di iscriversi al FIVA tanti anni fa. Non ha voluto che noi andavamo al FIVA. Sì, vabbè, ma le cose noi abbiamo le cose possono cambiare come la gente non si aspettava, ripeto, che a Dubai scoppiasse la guerra e erano tutti felici, a Dubai andavano tutti, anche gente che vuole vendere le macchine, gli orologi, farlocchi, gli orologi così a Dubai perché penso di trovare l'Eldorado, eccetera. Tanto Dubai è un paradiso fiscale, è un paradiso, insomma è un modo anche per fare business, e nessuno pensava invece comunque, non in tutta la città, ma comunque nei punti strategici, comunque qualche drone di cui parleremo se poi Luigi ci darà la possibilità nei prossimi, così, perché alla fine è stato presentato anche un'automobile volante totalmente elettrica, ma è sostanzialmente un drone gigantesco, e io sono uno di quelli che ha i progetti in mano per questa macchina qui, che tra l'altro è europea, però è stata presentata lì a Dubai come, pensate, come auto per le forze dell'ordine. Ecco. Ma ne parleremo più avanti. Ecco. Prego, non voglio rubare spazio alle vostre considerazioni, a quelle di Arturo che saluto. Ecco. Prego. Arturo dovrebbe essere qui con noi ascoltando. Arturo, ci sei? Presente. Eccoci. Ciao, Belle. Come stai? Perché c'è sempre da imparare. Proprio sulle assicurazioni volevo agganciarmi e condividere con voi un'esperienza di una persona che mi ha telefonato in settimana proprio per sapere qual è la nostra posizione. Ma voi lo sapete che se uno ha un'assicurazione e da 15 anni non ha un incidente e vuole cambiare macchina, non può tenersi la macchina vecchia, ma deve venderla contestualmente all'acquisto della quella nuova, perché mantiene la stessa classe di merito, però perde tutta l'anzianità. In alcune province vuol dire che uno ci rimette, se vuole vendersela per i fatti suoi la macchina, 500-600 euro all'anno di assicurazione. Per cui mi sembra una cosa che è utile segnalare a chi deve cambiare macchina, che magari non ci fa molto conto, perché chi tiene una macchina a 15 anni vuol dire che non è uno che ha grosse possibilità, e quindi si trova per forza a dover dare l'auto a un concessionario che faccia la minivoltura affinché con la macchina nuova, sempre intestata alla stessa persona, possa mantenere l'anzianità, perché non c'è solo la classe di merito, come ingenuamente pensavo anch'io, no? Cioè io ho una classe di merito, non faccio incidenti, ma anche un'anzianità che è quella che ti penalizza. Volevo condividerlo con voi proprio in tema di assicurazioni, che è un'altra tassa occulta che colpisce non solo le automobili, ma colpisce proprio i cittadini, perché anche se tu non usi la macchina, l'assicurazione devi pagartela. Se hai un'auto anziana Euro 4 paghi, ma non la puoi utilizzare per mesi, perché qua a Torino con il fatto dei semafori d'inverno, se tu hai un Euro 4 puoi utilizzarla dalle 7 di sera fino alle 8 di mattina, alle 7 di mattina il sabato e la domenica, e quando ci sono i semafori rossi neanche in quel periodo. Per cui è un onere, un balzello, proprio per riprendere quello che diceva Diego, che colpisce le fasce più deboli. Cioè io non ho i soldi per cambiarmi macchina. Se per caso decido di cambiarmi macchina, ho una macchina vecchia o la rottamo, ma se voglio guadagnarci qualcosa, magari venderla o tenermela lì, faccio un'altra assicurazione. No, sull'assicurazione sulla macchina nuova, se io ho un'altra macchina non posso portarmi l'anzianità, e quindi un altro costo aggiuntivo. Questa è l'istanza che ci è arrivata a noi in ufficio da Luigi in settimana, di questo signore che ha una certa età e che dice: ma come? Io già
mi sveno per comprare un'auto nuova ecologica, c'è un'auto diesel, un naftone come si chiama, che non posso più girare, devo andare a fare gli esami, oltretutto abita nella provincia di Torino, quindi non ha neanche la comodità dei mezzi pubblici, devo cambiarmi il naftone per andare a fare le visite e devo andare a farmi imprestare i soldi in giro, fare dei finanziamenti per pagare, a parte l'auto, per pagare l'assicurazione, capite? Cioè, mi sembra una cosa fuori dal mondo che dovremmo segnalare a chi di dovere, ma quando devi segnalare queste cose, lo provo, non sai mai chi è il referente che possa decidere, perché il Ministero dei Trasporti è più indirizzato sull'ingegneria, sulla costruzione, la realizzazione e manutenzione. Il Ministero delle Finanze ti dice: ma io con quei soldi faccio quadrare il bilancio. Io ho parlato con parlamentari che sono in commissione bilancio, dice: ma se io propongo una roba del genere devo trovare i soldi dove prendere i soldi da un'altra parte, no? Per far quadrare il bilancio. Dice: sì, ma tu devi trovare i soldi da un'altra parte, ma pensa a chi li paga, che non li deve pagare. È un po' ritornando al ragionamento che si faceva quando Luigi era consigliere regionale, no? La regione è competente sulla tassa sul bollo auto, no? Sulla tassa di possesso, e alle istanze di Luigi di avere delle agevolazioni per le auto che superavano i 20 anni, l'assessore ci diceva: io lo farei, no? Mi costa tanto in termini di bilancio. Andavamo dall'assessore al bilancio e dice: a me quel tanto che costa prendere quel provvedimento devo farlo entrare da altre parti. Noi molto ingenuamente potevamo spiegare che si potevano tagliare dei fondi inutili, delle risorse magari che non erano primarie, come quello di andare incontro a una parte della popolazione che ha delle auto che hanno 20 anni, e il più delle volte non per volontà loro o perché non sono collezionisti, ma perché quell'auto lì, pagando tutti i bolli per 20 anni, se la sono ripagata quasi un'altra volta, no? E quindi è un concetto per chi amministra e per chi governa che non esiste. Cioè, il cittadino oramai è una cosa che dice: devi farlo perché io ho bisogno di quei soldi, se non me li dai tu devo andarli. Ma non pensano che il bilancio è composto di due parti: le entrate ma anche le uscite, quindi adottare dei criteri per riduzione della spesa pubblica, e in termini automobilistici ce ne sarebbe, come una che suggerisce l'Automobile Club Padania da decenni, l'abolizione del bollo di circolazione. Aumenti di 0,1 la benzina e hai coperto, e in più non penalizzi chi non usa l'autovettura, anzi lo premi, perché se te la tiene in garage non consuma benzina. Ma questo è difficile da far entrare alle orecchie di chi compila i bilanci dello Stato, forse perché ha perso un po' il contatto con la realtà. È quello che volevo condividere con voi, il fatto che mi ha colpito questa settimana, di questa persona che si trova davanti a un mondo. Lui pensava: non ho mai avuto incidenti, figurati, l'assicurazione l'ho sempre pagata, l'assicurazione per me non ha mai speso nulla. Adesso che devo cambiare macchina perché lo Stato mi costringe a cambiare macchina, mi trovo ancora un'altra batosta da dover affrontare. Quindi la volevo condividere con voi. Ecco, voi cosa ne pensate? Questa situazione è analoga, la stiamo vivendo anche soprattutto in Francia, così poi lascio la parola perché tanto la stiamo vivendo, è una situazione analoga e noi ne siamo testimoni, perché vediamo un passaggio magari di auto che oggi hanno 30, 40 anni, così, dai primi proprietari che l'hanno acquistata negli anni 70, 80, magari con auto, io ricordo, sono figlio di un dipendente Fiat, e quindi vedo ancora magari persone che hanno acquistato l'auto, la 128, la 125, le 130, tutte quelle auto, diciamo così, che hanno fatto un po', non dico quelle di prima, ecco, ma quelle che in qualche modo ci hanno visto anche viaggiare per primi, così, e che questi signori o signore purtroppo poi non possono più guidare, o addirittura
non ci sono più, e quindi l'auto rimane lì 1 anno o 2 in garage, e poi il figlio, il nipote, la figlia, eccetera, poi la dà via per prendere una nuova. E c'è il problema che è stato sollevato prima da Arturo Calligaro, insomma, ecco, quindi che anche altre volte lo diceva, ecco, prima una tassa per farti la concessione, devi intestarti la macchina, se la devi rivendere, se trovi il concessionario, cioè il venditore che è onesto, se l'auto vale 15.000 euro così, te ne dà più o meno quello. Se trovi quello disonesto, ti dice l'auto è da rottamare, e quindi il valore dell'auto storica diventa valore commerciale, e noi sappiamo bene, si sa bene che il valore storico è una cosa, e quindi c'è tutta ci sono le aste, ci sono le gare, ci sono gli eventi, eccetera. Ma quando poi quell'auto viene considerata da un punto di vista commerciale, e poi si entra nei discorsi politici, ma tanto è un'auto vecchia, è un'auto anche se ha così. E quindi ci si trova sempre così. Ecco, vedo anche tante auto, come dire, rottamate, date dentro, che avrebbero un valore, parliamo di diciamo oltre i 20.000 euro come auto storiche, per comprare magari una nuova Panda che vale, che acquistata a 8-9.000. Questa è la differenza, con tutte le tasse che sono state così. E quindi bene il fatto che qualcuno mantenga così, però poi quando ci si scontra con la realtà che queste auto vengono poi trattate come quasi c'è proprio, è arrivata proprio la legge così, quasi da rottame. Se tu decidi di darla a qualcuno che fa il commerciante, se è un commerciante attento al motorismo storico, ai beni culturali, eccetera, e magari capisce anche se l'ha iscritta ad un'associazione come può essere tutte quelle che o un club, eccetera, ma se uno che vuole fare solo business ti dà zero. Ed mi è capitato anche con tante auto iscritte a club storici, ecco. E quindi è una cosa molto analoga quella. Prego, credo che sia condivisa sta cosa, ecco. Assolutamente sì, è condivisa. La rabbia è condivisa di questo esito. Le compagnie assicurative fanno tutte capo alla politica, fanno tutte capo a una lobby di aziende più grandi che hanno magari 10 compagnie diverse sotto un unico cappello, e decidono anche quali auto avere come clienti e quali auto non avere. Vi faccio l'esempio: io ho la mia Giulietta, la voglio iscrivere al club, a quell'assicurazione lì. Siccome quell'assicurazione non vuole le macchine della mia categoria, a me fa un preventivo assurdo, magari mi chiede 2.000-3.000 euro per la polizza. Io cosa faccio? Vado da un altro. Quindi la persona ha deciso di fatto la categoria che vuole avere come clienti e la categoria che non vuole come clienti. L'ultimo esempio che ho vissuto in queste settimane, prima dell'incidente, è stato mio figlio che ha rimesso a posto, ha ristrutturato un cinquantino intanto che sta facendo la patente. È andato per fare l'assicurazione, gli ha chiesto per una moto che vale 400 euro, se la vende, gli hanno chiesto quasi 780 euro per la polizza solo RC. 780 euro perché non era nei 2 anni dalla polizza precedente che pagava 80 euro. Io ho le polizze vecchie di 80 euro e la stessa polizza 780 euro. Ho chiesto il perché, mi hanno detto perché non è nei 2 anni, io gli ho detto ma non erano 5 anni? Sì, però 2, già se non fa la polizza, e lei parte dalla 18ª, ma se era in categoria 0, era 0? Ah sì, ma parte dalla 18ª. 18ª 780 euro. Io la polizza da lei non la faccio, arrivederci, gli ho messo sul telefono. Abbiamo trovato un'altra compagnia, abbiamo fatto una polizza ragionevole, costa di più di quella di prima, sì, ma questa è la politica che hanno voluto gli uomini della politica finanziaria italiana, dove noi contiamo solo perché mettiamo soldi.
e continuiamo a mettere soldi, brontoliamo, ma mettiamo lì i soldi e gli diamo i soldi che loro ci chiedono. Questo è il problema. Sì, voglio solo aggiungere una cosa, allacciandomi a quello che diceva Arturo Caligaro prima, perché Sì. è una mia deformazione, poi penso che Luigi ci chieda la linea, insomma, ecco. Aggiungo solo una cosa, di fare molta attenzione ai gentili radioascoltatori che ci seguono, perché questo favorisce anche tante truffe, pseudo assicuratori che ti chiamano, so che voi avete, così possiamo fare. Quindi prima di fare qualcosa, che ci sta ascoltando, insomma, così verificare, vedere, insomma, se si tratta del Piemonte, Liguria. Io i riferimenti sono sempre l'ufficio rapporti sociali di Sinatora, dove c'è anche Arturo Caligaro, così, perché comunque questa situazione anche diciamo di violenza economica favorisce purtroppo i tantissimi truffatori. Quindi lo voglio dire sì, a chi ci sta vero. ascoltando. Poi vi lascio tranquillamente. Ha perfettamente ragione. Sì, poi nascono le assicurazioni finte, le coperture fasulle, le cose che non vanno bene, ci creano solo problemi. Io posso tranquillizzare chi conosce me, conosce le associazioni per cui lavoriamo. Stiamo lavorando per noi. Noi intendiamo noi come associazione e voi. Noi per stare in piedi, per vivere e continuare a fare i servizi, e voi per avere le polizze assicurative sicure, tranquille, garantite e al giusto prezzo. Quindi questo lo stiamo facendo, riprendiamo settimana prossima, a breve lo avrete. Avete il solito nostro risultato positivo. Adesso siamo Luigi. arrivati alla fine della trasmissione, ragazzi. Voi tecnicamente avete espresso giustamente quello che la gente deve capire, perché come hai sentito Claudio, hai sentito anche tu Arturo, quello che dice Diego è a livello non nazionale, internet, cioè al di fuori. Quindi se la gente al di fuori già ragiona in questo modo, noi che cosa stiamo qui a fare? Allora ragazzi, mi raccomando, sabato prossimo ritorniamo anche a parlare, e questo mi riferisco ad Arturo e Diego, di quello che sta succedendo a Torino per il traffico, Sì. diciamo tutto quello che sta succedendo come manutenzione, dove gli automobilisti cosa pagano? Pagano come poche, cosa usufruiscono di nulla. In certe zone non possono neanche più entrare dove prima potevano entrare. E voi meglio di me potete spiegarlo, perché voi lo subite personalmente questo, specialmente anche tu Arturo, quando devi andare da qualche parte. Adesso stanno bloccate pure le strade, non a te, l'hanno bloccate a tutti, e perché le hanno bloccate nessuno lo sa, ma non c'è nessuno neanche che lavora. Quindi ragazzi, io vi ringrazio, siete sempre gentili, siete preparati, eccetera, però alla gente non basta quello che diciamo, bisogna far capire che bisogna anche realizzare, poi concretizzare. Quindi a sentirci a sabato prossimo, e a voi ragazzi un saluto, e date pure anche voi un buon saluto alla nostra direttrice che così ci ha seguito. Dai, a voi. Un saluto a Un tutti. abbraccio davvero a tutti voi, ci sentiamo settimana prossima, magari già con una buona notizia, chissà, magari sabato porta bene e sabato prossimo portiamo qualcosa di buono. ACP vi saluta e ritorna al suo lavoro di sottobosco, e torniamo a lavorare per i servizi agli automobilisti e agli utenti della strada. Grazie Luigi, grazie Cudia, grazie Arturo, e ci sentiamo alla prossima. Bene, allora Cudia, Arturo, dai, così andiamo via. Un saluto a te Luigi, buone cose, mi raccomando, sempre sul pezzo così, e ad Arturo un arrivederci, buone cose, tante cose belle, e un grande saluto alla radio e ai radioascoltatori. A presto. Un saluto agli ascoltatori, un ringraziamento alla radio e un abbraccio a voi. Buona giornata. Grazie, allora grazie a voi studio, e ci ricordiamo che noi siamo a None, in via Volvera 3, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 14 alle 16 al 328 07 15 232 come telefono. E il nostro motto, che è quello che poi diventerà anche il vostro, è
meglio perdere un attimo per la vita che la vita per un attimo. Grazie e a voi studio.